chi ha aderito all'offerta di transazione a suo tempo appunto messa in atto da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca non percepirà non subirà nessun tipo di tassazione sull'importo indennizzato. La conferma è arrivata da Banca Intesa. Gli oltre 100.000 ex soci di Popolare di Vicenza e Veneto Banca che avevano accettato i 441 milioni di euro come ristoro economico per il danno subito con il crollo del valore dei titoli non vedranno tassare quel rimborso. Un sospiro di sollievo in una vicenda che ha riservato non poche sofferenze a chi aveva investito risparmi e futuro nei titoli dei due istituti di credito veneti. Da subito come associazione siamo intervenuti inserendo i confini giuridici di questo tipo di operazione e in questi giorni appunto anche Banca Intesa ha sposato la nostra tesi. L'importante non è il fatto che abbia sposato la nostra tesi, è che un sacco di persone adesso possono stare veramente tranquilli sul fatto che niente di quello che hanno percepito a fronte della transazione verrà tassato. Inoltre, secondo le associazioni, anche l'adesione all'offerta di rimborso non preclude la possibilità di accedere al fondo governativo, anche se l'accesso sarà subordinato a chi non ha scelto questa via. Chi ha transato, anche se comunque sarà sempre dietro a chi non ha transato, ha l'unica possibilità per portare a casa i suoi risparmi a il fondo istituito dal governo. A questo punto non resta che attendere.